Allarme parcheggiatori abusivi al parco dell'ospedale San Bortolo. Si sono moltiplicate le segnalazioni dei cittadini nel ripetersi di minacce dei balordi che assillano gli automobilisti in cerca di un posto auto. Sugli episodi segnalati anche alla polizia locale spuntano nuovi video registrati dagli stessi cittadini. Alcuni sono stati pubblicati da Giulia Gennaro di Fratelli d'Italia. I giorni scorsi mi è arrivato un video da una coppia di ragazzi che praticamente sono stati letteralmente aggrediti da uno di questi parcheggiatori abusivi con tanto di palo e ha tentato di spaccargli la macchina. Poi la cosa è continuata, questo immigrato ha continuato ad insultarli in maniera molto aggressiva. Hai sempre paura che poi si rivalgano contro di te e se anche tu cerchi di sviare ti bloccano il passaggio perché devono per forza farti parcheggiare là per avere la parcella loro, hai capito? E il cittadino non può andare avanti così. E mi hanno costretto quasi a non venire perché non mi piace che mi venga imposto di dare dei soldi alle persone per trovare un parcheggio che già si paga. Quindi siccome vedo anche sono insistenti, sono persone che hanno arroganza, queste cose qua a me non piacciono. Hanno paura di ritorsioni, non dimentichiamoci anche il fatto che il parcheggio ce n'è uno solo, ce n'è uno poco più avanti che è ancora in costruzione, ma un parcheggio non è abbastanza. Io me ne sono trovati anche 3-4 attorno e non sai cosa fare, non sai se fargli il sorriso e dire vabbè, dargli l'euro, ma io a queste condizioni, come ripetiamo tutti, noi quando veniamo all'ospedale veniamo anche per emergenze, non abbiamo la lucidità di stare lì a fare il sorriso e far finta che vengo qua perché ho bisogno di venire qua, quindi sentirmi anche costretta a subire anche questa cosa non sta. Non è una situazione sostenibile per la gente che viene qua perché ha bisogno di essere curata, non è giusto proprio. Non mi è mai successo, però penso che sia una cosa che dovremmo rivedere molto, perché non siamo più tranquilli su niente. Tutti i giorni qua i vigili, quando gli passa, allora si nascondono. E quando che i vigili va via vengono fuori, ma adesso io ho fatto 3-4 giri qua, ma purtroppo è sempre così ogni giorno. Io faccio un appello direttamente al sindaco, visto che è un suo dovere come assessore alla sicurezza, garantire la sicurezza perlomeno all'interno dei parcheggi che già i cittadini pagano profumatamente. Se devono pagare anche il pizzo a queste persone che lavorano in modo totalmente illegale, credo che non sia più accettabile ad oggi. Qui il governo non c'entra, come tante volte lui tira in mezzo il discorso, tira in ballo il discorso del governo, qui non c'entra, qui c'entra l'amministrazione comunale, quindi è un tema che deve affrontare questa amministrazione.